Niente da fare. Il governatore Luca Zaia può ripetere 1000 volte che la partita delle schede ospedaliere è tutta da giocare e l'assessore Lanzarin ricordare che il San Bassiano non verrà declassato, tutto al più rafforzato. Ma la sanità è stata scelta come terreno di scontro politico e dove entra la campagna elettorale la verità assume contorni nebbiosi e lontani. L'iter è tutto da compiere, aveva dichiarato ai nostri microfoni la candidata sindaco della Lega e del centrodestra, Elena Pavan. E dagli esponenti della stessa area in regione continuano ad arrivare rassicurazioni che spiegano come tutto vada dibattuto in commissione e anche i sindaci si sono schierati su questo fronte. Ieri Morena Martini di Rossano Veneto si era dichiarata irritata dall'allarmismo inoculato dal centro-sinistra sulla questione dell'ospedale. Oggi tocca al sindaco di Romano di Ezzelino. La Regione, e in questo caso i rappresentanti che abbiamo in Regione, in principal modo l'assessore regionale Lanzarin, ci stanno rassicurando non sul depotenziamento ma su un miglioramento di quello che è l'ospedale di Bassano, soprattutto in termini di servizi e di specialità. Quello che mi sento di dire a tutti i cittadini è di essere tranquilli su quello che sarà l'importanza del nostro ospedale, ma soprattutto di non preoccuparsi rispetto a quelle che sono le voci che in questi giorni stanno girando. Una voce importante viene dai sindaci, secondo me, è quella di dire lavoriamo tutti insieme, collaboriamo per far sì che queste rassicurazioni che vengano dalla Regione siano sempre più certe, ma soprattutto portino il meglio che si può avere. Non più tardi di ieri anche l'assessore bassanese Giovanni Cunico aveva battuto sul tasto del salvate il San Bassiano. Curiosi però gli appelli al salvataggio di un ospedale che già per la verità si era salvato anni fa, proprio quando lo stesso PD in regione aveva votato contro la riforma sanitaria regionale e la nascita della ULSS pedemontana. Ma si sa, si cerca sempre di contare sulla scarsa memoria degli elettori.